fascista in me. Se l'arte si svolge nel sociale, perché dovrebbe avere comunque un rapporto economico? Ha un modo di assegnare le quotazioni di mercato assolutamente discriminatorio. Ora negli anni 70 veniva riconosciuto il valore della tela a metraggio. L'artista deve avere pure una soddisfazione economica per andare avanti. Non andiamo a comprare la rivista Flash Art di Politi, oppure accendiamo l'orecchio a Benito Oliva quando appare per televisione e ci fa vedere i quadri, perché quelli sono i meccanismi per i coglioni. Si illudono perché il sistema dell'arte sceglie i suoi artisti. A cavallo degli anni 70 e 80 c'erano un qualcosa come migliaia di pittori sommersi. La storia dell'arte ce ne propina 5. Hai visto qualcosa di nuovo? E allora chi vuole rompere un cazzo? L'arte non nasce all'Accademia come dicono alcuni artisti fottuti, di piccole stanze, piccole gallerie del ventre di Napoli. Uno poi cercherà di aprire un varco per commercializzare antagonisti. Tanto può essere una finzione, tanto può essere tutto organizzato. Colpire il sistema. Mai, non emergeranno mai. Riccardo Albanese farà la mostra dove? Al PAN di Napoli, al palazzo E non mi ricordo come si chiama. Rucellai. È più informato di me, però, No, questo veramente è un suicidio collettivo. dice strunzati. Bonito Oliva solo mediaticamente è conosciuto. Questo è sicuro. Ormai la gente vive mediaticamente, ciò che arriva a casa lo prendono per vero, per reale. È un momento veramente di soffocamento del genere umano. Ma io voglio sperare che sia poi il passaggio finale verso un provinciale emerso. La cosa è Bonito Olivo col suo mondo creato, con questi artisti che stanno sui media e in questi palazzi concessi dai comuni. Si stanno anche loro seppellendo alla fine. Quello è un giro di coglioni che sono in culo tra di loro. L'arte diventa utile quando viene comprata e va in una casa. La critica d'arte dalla Padania al manifesto a Flash Art è tutta un coro a un unisono. Alla faccia dei galleristi del nord. L'artista doveva essere critico di se stesso. Uno scontro di pensiero. Bonito Olivo è un castello di fango. Pesciafor chiude la trasmissione. Questo video va davanti a Politi.